Il dato di ieri sera è di 200, più di 200 ospiti e più di 200 operatori già vaccinati. Credo sia molto importante perché sappiamo che la popolazione più anziana è la popolazione più a rischio e oggi più fragile. Sullo sfondo, ma non troppo, c'è il problema del consenso informato. Attualmente, secondo i dati in possesso della Regione, su 39.000 ospiti in 330 case di riposo, il 50% non ha un amministratore di sostegno ed è importante arrivare ai familiari per il consenso al vaccino. Ma gli anziani non sono solo quelli nell'RSA, molti sono in casa e la Regione sta preparando un piano per raggiungere anche queste persone. E quindi con un piano per tutti gli ultra ottantenni sono circa 300.000, quindi sono un numero importante, anche prevedendo in quei casi di quelle persone ultra ottantenni che non riescono perché sono comunque non autosufficienti, sono a casa, anche andando direttamente a casa con delle equip formate per la vaccinazione. Intanto continua l'arrivo delle fiale di vaccino e si continua a vaccinare come da programma. E si prevede la fornitura di 38.000 dosi a settimana, quindi queste sono le prime 38.000 dosi. A ieri sera appunto noi avevamo già fatto 6.150, 6.130 vaccinazioni in tutto il Veneto, continua anche oggi, continua nei prossimi giorni. Altro nodo da sciogliere rimane quello del personale sanitario e non, ancora indeciso sulla vaccinazione. Il punto della situazione si farà probabilmente alla volta di lunedì, ma già si è al lavoro anche con le organizzazioni sindacali per far passare il messaggio che serve vaccinarsi. Su eventuali provvedimenti disciplinari l'assessore non si sbilancia. La vaccinazione è volontaria, lo sappiamo.